in collaborazione con In questa puntata parleremo di Cibus, riprogrammato a Parma dal 4 al 7 maggio 2021, poi parleremo di Macfruit che si terrà a settembre ma in versione digital e poi proseguiremo i nostri incontri con i protagonisti di Agriolo. Il trapianto del pomodoro da industria. Ci siamo recati in territorio reggiano, Poviglio per esattezza, per vedere questa operazione. Parleremo anche della cimice asiatica, la cimice asiatica che presto potrà essere combattuta attraverso il lancio del suo parassita. Ce ne siamo occupati parlando con i tecnici del consorzio fitosanitario. E poi torniamo sulle tracce di Leonardo da Vinci, che arrivò a Imola nel 1502, chiamato da Cesare Borgia, che aveva conquistato e devastato la rocca di Caterina Sforza. Lui arrivò come ingegnere, però insomma tra uno schizzo e un progetto fece anche la prima mappa zenitale ortogonale di città, e poi amava molto la campagna e anche il cibo, e allora noi ovviamente andremo a tavola con Leonardo. Il trapianto del pomodoro d'industria si protrarrà fino alla fine di maggio e primissimi di giugno. Noi siamo andati in territorio reggiano, per esattezza a Poviglio, e abbiamo seguito le fasi appunto del trapianto. Siamo oltre la metà della fase del trapianto del pomodoro, mi trovo a Poviglio in territorio reggiano e sono con Davide Previati, responsabile tecnico dell'ASIPO, l'Associazione dei Produttori Ortofrutticoli. Pomodoro che quest'anno insomma ha avuto un inizio del trapianto in aprile, che si protrarrà fino a quando, Previati? Allora, i trapianti sono iniziati con la prima settimana di aprile, nonostante il ritorno di freddo che ci ha un po' rallentato. La previsione di impianto è di arrivare ai primi giorni di giugno, perché comunque abbiamo bisogno di 9 settimane di trapianto per dare una scalarità di raccolta per i famosi 55-60 giorni. Quest'anno ci sono state particolari difficoltà che sono state magari condizionate da un clima particolare, oppure è filato tutto liscio, insomma, si fa per dire? Direi che noi bene o male siamo riusciti a rispettare i programmi, perché i terreni sono stati ben preparati, non abbiamo avuto interferenze ambientali, se non quel ritorno di freddo di circa 15 giorni fa che ha un po' rallentato, 15-20 giorni fa, che ha un po' rallentato la fase di trapianto, perché ha appunto portato delle gelate che in Romagna ha fatto dei danni esagerati sulle drupacee. Riguardo al pomodoro, noi adesso magari ci spostiamo un po' avanti perché alle nostre spalle sta arrivando la trapiantatrice. Questa è una trapiantatrice che richiede la presenza, insomma, anche di un operatore per quel che riguarda appunto l'inserimento delle piccole pianticine all'interno della macchina che poi le pianta. Poi ci sono anche invece mezzi che sono completamente automatizzati. Corretto, allora intanto siamo in una fase di trapianto con trapiantatrice manuale, con tutti i crismi del caso. In questo contesto c'è bisogno di personale specializzato che sappia riconoscere anche le piantine conformi al trapianto e scartando quelle non conformi. È un sistema che è ancora validissimo. Come vedete poi la macchina è anche dotata di guida automatica RT-Cap, per cui la qualità del lavoro è indiscutibile. Infatti mi stavo chiedendo come mai l'operatore a volte non guardava di fronte a sé. In realtà è il GPS che controlla la traiettoria, quindi c'è una giusta distanza tra le fila delle piante che sono diciamo è il satellite che conduce il trattore in questo caso. Esatto, la guida
mantiene le distanze da fila a fila, mentre sulla fila è la registrazione della trapiantatrice che permette di mantenere la distanziale da pianta a pianta. Quindi prima, quando non c'era questo dispositivo satellitare, come avveniva questo trapianto? Similarmente veniva così, solo che ovviamente l'occhio dell'operatore era fondamentale per mantenere le giuste distanze, ma al di là della traiettoria molto, molto corretta e dritta, questo tipo di tecnologia ci permette poi di intervenire con le lavorazioni successive, quali sarchiatura, trattamenti, in modo tale da non avere sperperi di superficie e di lavorare molto vicino alla pianta e al terreno, per cui ridurre al minimo anche i diserbi o comunque il controllo delle infestanti. Ecco Davide, nel frattempo però ci ha raggiunto il produttore, che chiedo magari di raggiungerci, così facciamo due chiacchiere anche con lui. Io sono Bigi Roberto. E quindi è il produttore orticolo in questo caso. Noi abbiamo accennato, Davide, vieni pure anche tu, abbiamo accennato un po' anche alla scalarità, no, della trapianto. Questo consente di raccogliere durante un arco di tempo di 55 giorni. Ecco. 50 giorni, certo, in modo tale da consentire alle fabbriche di avere una quantità di prodotto dall'inizio alla fine sempre uguale. Altrimenti trapiantare tutto di una volta rischiamo che le fabbriche non riescono materialmente a lavorarle, cioè loro hanno un tot di quintali che riescono a fare tutti i giorni, noi cerchiamo di seminargli quel tot di quintali che loro servono, in base poi ai programmi che ci danno le associazioni che poi concordano con l'industria, insomma. Verosimilmente questo pomodoro quando verrà raccolto? Ovviamente ci sono tante variabili, c'è il tempo, il clima, però grosso modo... Questo qua è un pomodoro credo dal 20 di agosto, 21, 22 di agosto, i trapianti odierni sì, sono lì. Poi quest'anno il problema è che c'è molto freddo, cioè il freddo fa fatica a far lavorare la pianta, quindi secondo me probabilmente, Davide mi darà conferma, avremo un ritardo, adesso dipende sempre di quanto, in base a quello che farà a giugno e luglio, insomma. Ecco, siamo ad inizio stagione. Abbiamo 15 gradi con un vento, insomma sappiamo che le piante il vento non gli fa piacere, ecco, e il freddo men che meno. Sì, insomma un clima un po' bizzarro, siamo passati dai 24 gradi a una giornata come questa che ne fa 14, quindi sicuramente questo condiziona quella che è la vegetazione della pianta. Ecco. Lo sviluppo, soprattutto lo sviluppo della pianta lo condiziona, cioè, in modo sostanzioso. Ecco Davide, il fatto di avere questa scalarità durante l'anno consente anche all'industria di programmare, no, la produzione all'interno degli stabilimenti. È fondamentale per l'ottimizzazione degli impianti di trasformazione e per lo svolgimento del programma, perché giustamente, come diceva Roberto, le industrie hanno bisogno per fare i loro programmi, specialmente chi lavora in diretta, cioè che confeziona direttamente il prodotto finito, ha bisogno di giornate lavorative, per cui si partirà verosimilmente a fine di luglio per tutta la trasformazione e raccolta fino alla fine di settembre. Con lei nel suo appezzamento quanti ettari ha investito a pomodoro? 51 ettari. Quindi questo, la raccolta insomma più o meno in quanti giorni avverrà la raccolta complessivamente? Sono circa un ettaro al giorno, sono 50 giorni che dura solitamente la raccolta, andiamo se tutto va bene da fine luglio a metà settembre, 20 settembre, cioè da quando aprono le fabbriche. Davide confermami che tu apriranno verso il 20, 21, 22 di solito lì. Ripeto, ad esempio 2 anni fa siamo partiti il 20 di luglio, l'anno scorso siamo partiti il 2-3 di agosto, cioè non c'è una regola, c'è una regola per quando cominci a trapiantare, che tu cominci sempre allo stesso periodo, però non c'è una regola di quando vai a raccoglierle, perché dipende sempre da quello che fa la stagione. Purtroppo noi non fabbrichiamo bulloni, siamo molto legati alla stagionalità, di conseguenza non possiamo fare programmi diciamo a lungo termine in merito, non ce la possiamo fare. Ecco, dal punto di vista del produttore, un'annata come questa, dove è stato siglato un accordo e sono stati stabiliti dei parametri riguardo al prezzo, che tipo di commento può dare il produttore? Tutti i produttori sanno che sotto i 10 euro il pomodoro è difficile farlo, cioè deve andare tutto assolutamente bene, non ci devono essere problemi per portare a casa la pagnotta. Sotto i 10 euro per me è ancora dura, molto.
E poi le variabili anche lì sono tante, dipende tanto cosa paghi di affitto, dipende tanto di quanti prodotti hai bisogno di usare, dipende tanto quanti concimi devi usare sempre in base alla stagione, cioè le varianti sono tantissime, il costo del gasolio per l'irrigazione, che quello lì è variabile tutti gli anni, cioè tu hai dei costi fissi che sono sempre quelli, poi hai tantissimi costi variabili, quindi per me il pomodoro sotto i 10 euro è sempre molto rischioso. Quindi è importante avere una buona produttività. Assolutamente, devi lavorare, cioè, allo stato attuale delle cose ti servono 800 quintali all'ettaro per pagarti le spese, cioè tutti sanno che con una media prezzo di affitto sugli 800 euro hai bisogno di circa dai 700-750 quintali solo per coprirti le spese, perché comunque il pomodoro costa dai 5.500 ai 6.000 euro all'ettaro di costi fissi di produzione. Poi che lì ci sono le variabili, manichetta, irrigazione tradizionale, cioè sono dei costi che possono variare, però diciamo che balli lì tra 5.500 e 6.000 euro. Tutto quello che è in meno ce li mettiamo in tasca noi. Ecco, in questo pesamento che tipo di irrigazione verrà applicata? Io faccio solo irrigazione con rotolone. Faccio irrigazione con rotolone. Quindi per aspersione. Sì, esatto. Bigi, in periodi di emergenza sanitaria vedo che comunque sono state prese le precauzioni anche per il personale che è addetto al trapianto. Sì, assolutamente, anche perché noi in agricoltura abbiamo sempre lavorato, anche quando le mascherine erano reperibili, però sono riuscito a reperirle dei prezzi incredibili. Abbiamo reperito anche gli igienizzanti per tutti quanti, i guanti, tante volte usano anche le tutine bianche, quelle monouso, questo qua si usava nel primo periodo, adesso però il distanziamento è assicurato, hanno 1,5 metri uno dall'altro. Però lo stesso hanno guanti, mascherine, igienizzanti, hanno tutto. Questo qua devo dire che quest'anno ha un costo aggiuntivo abbastanza elevato, perché le FP2 queste qua io le avevo pagate credo 6 euro più IVA all'epoca, adesso magari hanno promesso che costeranno meno, però insomma se le vuoi trovare quelle diciamo sicure costano quei soldi lì. E i guanti, anche quelli sono monouso, quindi ce ne vanno delle quantità industriali. Il gel, diciamo che con un barattolino così facciamo una giornata, perché comunque sono sempre 4 persone, quindi tutte le volte che carichi e scarichi, anche se c'hai il guanto col pettino alle mani te lo dai lo stesso. I trattori tutte le sere lo igienizziamo, perché magari delle volte lo uso io, delle volte lo usa un altro dipendente, quindi igienizziamo tutto quanto. Oltre alla perdita di tempo direi che comunque anche un costo, però insomma la sicurezza prima di tutto, la salute prima di tutto, perché in questo periodo è la prima cosa da guardare. Bigi, grazie, noi la salutiamo perché io e Davide adesso raggiungiamo un'altra azienda perché vogliamo vedere come funziona il trapianto completamente meccanizzato e automatico. Ancora trapianto di pomodoro, siamo sempre in territorio di Poviglio, sono con Fabrizio Ziglioli, sempre con Davide Previati. Questa alle nostre spalle è una trapiantatrice automatica, quindi un operatore che controlla le piante e chi è alla guida del mezzo che insomma è quello che conduce il gioco. Allora qua praticamente l'intervento della manodopera è molto limitato e soprattutto anche la tecnologia consente di, in questo caso come anche quello che abbiamo visto prima, di apportare un po' di concime liquido nel momento della semina. Sì, qua abbiamo praticamente la macchina che fa tutto da sola, perché come vediamo che c'è solo quella persona che mette dentro i contenitori e per il resto fa concimazione localizzata sulla fila, un po' di concime liquido e per il resto insomma non c'è bisogno di altre persone che facciano. È un problema questo anche di reperibilità di manodopera per diciamo, la scelta di avere una macchina automatica? È stata fatta proprio quasi esclusivamente proprio per il discorso di reperibilità di persone. Ecco, un investimento anche importante in termini economici. Sì, perché questa macchina fa di 100.000 euro, insomma, siamo su questi prezzi. È una macchina. Ecco Ziglioli, adesso sta cominciando a sgocciolare, a piovere e se non viene acqua qua bisogna intervenire assolutamente. Certamente, dopo appena piantati, logico che il terreno secco come c'è, che già parecchio tempo che non piove, qua c'è da irrigare quasi subito, via. Anche in questo caso, Davide, quando andremo a raccogliere questo prodotto? Si parla di fine agosto. Visto la data, bene o male, al di là delle varietà che possono oscillare 4-5 giorni di ciclo culturale diverso, ma stiamo parlando di trapianti attorno dal 25 di agosto circa. Bene, abbiamo fatto questa così carrellato sul pomodoro da industria, il trapianto del pomodoro da industria, un po' di pubblicità e ritorniamo con i frutti della terra.